Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano, NBA 2K14 ragazzi, andiamo contro Toronto adesso che ha 13-8 come record, noi 12-9, quindi sono anche davanti a noi nella conference orientale. Ragazzi, dobbiamo assolutamente vincere perché comunque è una conference molto equilibrata, vediamo, sì, sono i Cavaliers 12-10, 12-11, con 2 o 3 sconfitte rischia di andare giù e fuori dai playoff, però chiaramente mancano ancora tantissime partite. Miami comunque domina con 20 vittorie e 2 ragazzi, mi sono dimenticato la cosa più importante. Allora, ho ricevuto un bel po' di consigli per insomma, migliorare un po' il personaggio in maniera magari non proprio normale, nel senso... visto che chiaramente il gioco di NBA qua non è che puoi fare 50 stagioni perché voler fare miliardi di video e chiaramente non è impossibile, ne puoi fare al massimo 2, 3 proprio se riesco veramente a ottimizzare alla grande i tempi. Mi avete consigliato di migliorare un po' il personaggio un po' di più perché così per avere, come si dice, un po' più di divertimento e avere delle prestazioni un attimino più decenti già da subito, visto che comunque il mio personaggio ha 25 anni e secondo la storia comendiana ha vinto tutto con la Rayer per 5 anni tra scudetti e Euroleghe ed è sbarcato in NBA a 25 anni. Allora avete consigliato un programmino per migliorare un po' i parametri, un po' i punti esperienza per migliorare un po' il giocatore. Allora io senza snaturare troppo cosa ho fatto? Ho migliorato un po' il giocatore nel tiro da 3, che è una specialità comendiana anche nella realtà, nel passaggio e nelle abilità quelle personalizzate, nel senso cecchino e passatore e spezzacaviglie. Quindi che allora per spezzacaviglie sono i numeretti, cecchino i tiri da 3 punti, praticamente migliora ancora di più i tiri da 3 cosa avevamo detto che non mi ricordo più molto bene, e passatori i passaggi. Quindi ho migliorato queste 3 cose nelle abilità personalizzate, chiaramente a livello 2, quindi no 3 per non esagerare, e tiro da 3 e passaggio nelle abilità quelle normali. Ho fatto questo per rendere il giocatore un po' più forte, anche se comunque nelle abilità... insomma nel totale è sempre un giocatore da riserva, insomma non è cambiato troppo, però almeno in certe cose è un po' più specializzato, che comunque a 25 anni un giocatore se va in NBA deve avere qualcosa di speciale, perché a 25 anni se sei ancora una pippa come all'inizio, cioè sicuramente non sei in NBA, ecco a 25 anni devi già aver sviluppato secondo me delle caratteristiche che può essere il tiro da 3, la stoppata, il rimbalzo, queste cose qua. Quindi ho fatto solo sta cosa per migliorare un po' il personaggio e per renderlo un po' più reale, perché in realtà a quell'età è più reale essere un po' più forti che così scarsi. Se no dovevo farlo di 18 anni. E così, qui comunque sempre nei totali è tra i primi 100 giocatori dell'NBA, tra i primi 60 del mio ruolo, quindi insomma ancora sicuramente non un campione, anzi un giocatore mediocre, però con dei punti chiave buoni, cioè nel passaggio e nel tiro da 3 sicuramente sono le 2 giocate che devo fare di più, speriamo bene. Comunque non è facile perché ricordo il livello è sempre ostale, il Commendone non è espertissimo in questo gioco perché chiaramente ci ho giocato sì ma non tantissimo quanto i giochi di calcio. Raga, adesso andiamo, Toronto Raptors, Chicago Bulls. 15 pari ragazzi. Doris Burke has some information for us, Doris. Vai Deng. Tom Thibodeau gave me a few minutes to catch up with him. He's been chewing over the best Vai plan of Rose. attack against this defense with all that shot blocking inside. He said, Dai Rose, puttana, so qua. play hero ball. We've got to be unselfish and trust Non our sopporto, io voglio sempre entrare nelle azioni, però tables this time around and dai. even the season series. Ragazzi con Toronto non si può non vincere, però in casa. Ecco, bene. Molto bene. Inizio di merda clamorosamente schifoso del Kuma. Adesso vediamo se cambia qualcosa con i parametri, anche se insomma non è che poi ho variato così tanto, nel senso. Ecco. Bel tiro, bello, vabbè, un tiro eccitante. Ma va a cagare.
Dai, Fiori, c'avevo che cava, però. Clock at 6. Jones, the pass to Augustine. Triplone. And he didn't get quite enough under that one. He doesn't really scare a defense at all. You've seen him miss quite a few just like those. Here's Mr. Moves. Fallo. E vai Lunetta per il tiro libero supplementare. E vaffanculo. And when you look at this Raptors team, they have size and athleticism. Ed è dentro, buono. Capable of defending well. 3 di vantaggio per Chicago. Ma io voglio anche tanti assist, perché per me per un playmaker è più fondamentale gli assist. L'ho sempre vista così. Ragazzi, primo tempo disastroso. Avrà un po' migliorato il personaggio, ma sta giocando peggio. E siamo anche male, solo un punto di vantaggio anche per Chicago su Toronto. Dai, Gioacchino però. Oh, i dorme. Bravo. E non tira, chiaramente. Tira dopo che non è più assist. E comunque ha sbagliato. Devo tirarmi su con le statistiche, cazzo. Voglio fare bene. Mi piacerebbe vincere con una matricola del mese, qualcosa. Va per rubare palla, perdo tempo. Dai, che devo fare assolutamente. Dai, cazzo, passala. Triplone. Oh! Ma Dio, basta con sti falli. Ah, ragazzi, che nervi. Ocho Gay si gira benissimo e mette un canestro formidabile. Dai, ho bisogno di assist. Un playmaker deve fare questo anche, cazzo, anzi soprattutto. Passes it to Mr. Moves. Kicks to Gibson. Here's Mr. Moves. Defended by Gray. Clock at 4. Vai, mettila. Oh! Dai, che in secondo tempo stiamo già giocando meglio. Però 3 falli ho già, cazzo. Dai, cazzo, marcalo. Bravo Boozer. Passala, che sei una pippa, passala. Vai Boozer. Dai, uno dentro in mezzo. Ma nessuno. Va a cagare, potevi metterla, no? Vabbè. Dai, che siamo già migliorati, però 54-49. Dai, come? Che il secondo tempo è iniziato bene. And for Boozer, you remember the story. Growing up in Alaska, his dad tied his right hand to his waist, so he'd have to develop his left. Che non posso rischiarmi a fare ancora tanti interventi per recuperare la palla, perché qua faccio un fallo a tentativo, cazzo. Ocho, eccola là, la paghiamo. Vai Rose. Ci sono 2 playmaker in campo praticamente. Snell da casa sua, mamma, vedi però sul assist di Rose segnano sempre, pazzesco. Grande Snell comunque, buon giocatore questo. Riusciamo a rubare una palla da casa sua. Tell you what, it's hard to argue with the record for coach Tom Thibodeau of the Bulls, but the rumor mill has it that the front office hasn't been happy with. Dai, entra Kume. Perché c'è Gioacchino, c'è Boozer, c'è qualcuno. Boozer! Oh! Là.
Bravo Kume. No, non fare fallo. Viene troppo istintivo di tentare di rubarla subito, cazzo. Eccolo qua, grande Kume. Grande rubata. Guarda i numeretti kumendiani. Almeno ci divertiamo un po', fioi. Rose. Questa proprio non l'ho capita, è ufficiale. Anche ha un bel vantaggio adesso, dai che Toronto non c'è più. Fields. Comunque almeno una palla rubata c'è stata, dai. Speriamo di non perdere palle. E le palle. Più 11 Chicago. Buona difesa sul tiro, però C solo abbiamo di mamma mia che disastro. Io non vedrò di fare la prima doppia, cioè veramente è un obiettivo che ho. Sono troppo importanti le doppie. Brairo, smettimela. Rose. Altro assist kumendiano. Io mi gaso con gli assist. Se nel calcio odio gli assist perché voglio solo segnare. Nel basket amo gli assist. Bravo Kume, mamma mia. Bravo. C meno però, Ecco, libero di merda. Altro mattone. Madonna, ancora scarsissimo però, ragazzi. E che l'ho un po' migliorato. Va bene. L'importante è vincere la partita, però dai. Augustin. 5, 4. E niente Obuser, cioè non prende un rimbalzo ormai. Vai Carlos. Beh, bello. Neanche sul secondo tentativo. Mamma, ho 10 rimbalzi avrà preso, ma ragazzi, che male che gioca secondo me Boozer in sto periodo. Bravo, dai, qua hai fatto una buona cosa. Ho rischiato la palla persa. 7 punti di vantaggio per Chicago, mancano 2 minuti. Partita non positiva. Addirittura palla persa alla fine di più. Disastro kumendiano. Ho migliorato qualcosa, ma la strada è ancora in salita. Vinciamo 92-88, ma veramente un kumendone negativo in questa partita. Comunque siamo a 13-9 come risultato e come score. Speriamo la prossima partita contro Orlando di fare una gara un po' migliore. Fatalità, comunque quando registro veramente è un disastrus. Buono raga, allora 92-88 Chicago. Un saluto dal commendone veneziano, 6 punti e 3 assist. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.